Questa è la storia del Veneto negli anni del regime. Il Veneto dal 1922 al 1945 subisce grandi cambiamenti dal punto di vista politico, sociale ed economico. Come nel resto d'Italia, vengono eliminate le amministrazioni locali democratiche, sostituendole con podestà nominati dal regime, privando le comunità di rappresentanza politica autonoma. Nascono organizzazioni come l'Opera Nazionale Balilla per i giovani e il Dopolavoro per i lavoratori, utili sia per creare consenso che a diffondere i nuovi ideali. Viene disincentivato l'uso della lingua veneta. Dal punto di vista religioso, inizialmente ci sono tensioni tra il regime e la Chiesa, ma dopo i patti lateranensi del 1929 la situazione si normalizza nella coesistenza. Vengono avviate opere di bonifica su vasta scala per migliorare le condizioni agricole, soprattutto in Polesine. Aumentano sì le terre coltivabili, ma anche il controllo statale sulle comunità rurali. A differenza di altre regioni del nord, in Veneto c'è un'industrializzazione più limitata, concentrata principalmente a Venezia col porto di Marghera e a Padova. Nonostante questi sviluppi, la regione rimane comunque povera e arretrata. Molte famiglie emigrano verso altre parti d'Italia o all'estero, soprattutto in Sud America. Il regime trascina l'Italia in guerra. Il Veneto subisce i bombardamenti alleati e dopo il 1943 anche gli scontri e le repressioni dovuti alla guerra civile, che vede la resistenza contro le truppe della Repubblica Sociale Italiana, stato fantoccio utile alle forze di occupazione tedesche.